Buonasera a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Questa sera rimettiamo i piedi in spiaggia, una bella e calda sera di fine giugno che ci vedrà nuovamente in una spot della Riviera di Levante. Detto questo, sto preparando l'attrezzatura per questa sera, devo ancora caricare i mulinelli, devo montare ancora qualche terminale, voglio farvi vedere che cosa utilizzo. Allora, per i miei mulinelli, una parte sicuramente importantissima della nostra attrezzatura, saranno caricati con Asso Hard Skin, un monofilo siliconato che resiste 12 volte di più rispetto a un monofilo normale. È un monofilo che ha una nuova tecnologia, ci permette lanci molto lunghi ma soprattutto di resistere nel tempo. In commercio si trovano tantissimi fili che hanno diverse caratteristiche, ma Asso si sta un po' evolvendo per proporre un prodotto che duri anche nel tempo. Detto questo, la parte sicuramente secondaria per il nostro mulinello è lo shock leader, uno shock leader conico. Ne esistono di diversi tipi, anche qua, e diversi diametri. Io ad esempio qua ho tra le mani uno 0,2357. Adesso spero che si possa vedere un attimino meglio, che secondo me è uno shock leader che va benissimo se dobbiamo utilizzare piombi esagerati o siamo in inverno. Qua in Liguria o comunque in tante situazioni di pesca estive dove non dobbiamo raggiungere grandi distanze, io posso consigliare assolutamente anche questo che è uno 0,2547, sempre shock leader tapered dell'Asso, che è una vera bomba perché un 47 è veramente difficile da trovare. 25-47 che sono più o meno i diametri più utilizzati d'estate quando non dobbiamo chissà cosa fare di grandi distanze e ridimensionare tutta la nostra attrezzatura per non farci vedere principalmente dei pesci perché l'acqua sarà principalmente calma e principalmente trasparente. Quindi in secondo piano il nostro shock leader di casa Asso 02547, adesso poi vi dirò dove andarlo a cercare nel link. Ultimo ma non ultimo, Fluorocasting, un fluorocarbon 100% con il quale monto i miei terminali quest'oggi. Fluorocasting, un fluorocarbon 100% che ha una particolarità, un maggiore peso specifico, che non è un caso. A me ad esempio non piace pescare pesci di galla e questo fluorocarbon mi permette di scendere molto molto velocemente, anche perché i protagonisti di questa sera sono i nostri amici americanoni, che adesso poi durante la battuta vi farò vedere, magari parleremo un attimino insieme di queste esche che a mio dire sono meravigliose. Purtroppo sono particolarmente care in questo periodo dove tutto si è rincarato, benzina, quant'altro, e stanno raggiungendo veramente dei prezzi furiosi, ma a mio dire rimangono sempre delle esche meravigliose. Comunque di questo ne parleremo durante la pescata. Voglio aggiungere un piccolo dettaglio. Tanti mulinelli hanno ovviamente la bobina di ricambio e le bobine di ricambio magari le utilizziamo per fare un altro tipo di pesca. Io adesso questa sera caricherò un hard skin del 25 e su un'altra bobina ho caricato un 40 che utilizzerò poi per pescare col vivo. L'asso hard skin e la tecnologia Asso in particolare ha creato diversi colori a seconda dei diametri. Nulla di più facile per, come nel mio caso io ho tutti i mulinelli uguali, tutte le bobine uguali, per capire immediatamente qual è il nostro filo o comunque qual è il diametro del nostro filo. Questo secondo me è un dettaglio che vale veramente la pena prendere in considerazione. Detto questo, io finisco di preparare la mia attrezzatura e ci vediamo direttamente in spiaggia.
Eccoci qua nel reparto esca di questa sera, protagonisti assoluti gli americani, dei belli americanoni, poi ne parleremo un attimino durante la serata. Si parte, visto il periodo anche qualche cefaletto me lo sono portato dietro per sicurezza. Iniziamo ad innescare questi bei vermoni. Eccoci qua la nostra prima revolver e la montatura di quest'oggi, una montatura molto classica, a me piace tantissimo perché più semplice si fa e meglio è. Mini trave basso, Colmic già creato, 150 palla visto il fondo particolarmente sabbioso, un terminale lunghissimo, il nostro americanone con un amo del 6, Nuclear N500, adesso poi ve lo farò vedere. Questa è la montatura di questa sera, una montatura molto basica, ci permette di rimanere in pesca, ci permette di contrastare anche ogni minima corrente e ci permette di avere un sistema pescante autoferrante, cioè quando il pesce parte il piombo fa da primo ostacolo per la sua fuga e ferra in piccola parte già la sua partenza. Eccoci qua, 7:30 si inizia, una pace veramente surreale, meravigliosa. Iniziamo questa avventura nella bellissima Moneglia alla ricerca di sparidi. Eccoci qua, sono da poco passate le 8, ho messo giù anche la terza canna che molto probabilmente trasformerò nella matta con un trancio di cefalofotterato. Questa formazione di questa sera, per il momento tutte e tre le canne con l'americano, una pace incredibile e tutto tace, aspettiamo il buio, intanto vediamo un po' il nostro amico americano. Allora, verme americano, tanto un verme di mare, di acqua salata, quindi soprattutto d'estate è bene tenerlo magari in uno spazio più grande con tanta acqua di mare, che è sicuramente più fredda di quella dentro le scatole. Un verme che si presenta bello corpulento, a me piace tantissimo come esca perché inizia a fare un po' di selezione, un po' più grande, con un corpo bello massiccio e ricco di sangue. Infatti non a caso prende il nome di verme di sangue, dentro la parte della testa ricco di sangue che rilascia durante la pescata, quindi un'esca incredibile, viene spesso aggredita comunque anche dai pesciolini. Tanti amano innescarlo per intero, con l'ago con l'occhiello, con l'ago tradizionale. A me piace più utilizzare un ago normale, lo faccio passare lungo tutto il verme in modo tale che la mia punta dell'amo esca dalla parte più sottile dell'esca, che è quella secondo me che viene aggredita per prima. Tanti lo utilizzano al contrario, ci sono tanti modi, io rispetto tutti i modi che si ha di pescare altrui, quindi esprimo solamente un mio giudizio. Come abbiamo visto stava per tirare fuori la testa, fate molta attenzione perché è un verme che ha una bocca che è provvista di denti e morde, come in questo caso. L'abbiamo appena visto, si è un po' innervosito, lo rilasciamo un attimo in acqua e questo è il nostro americano o verme di sangue.
Ore 9, primo controllo andato, tutto tace. Ne approfitto di essere completamente da solo per schierare un secondo lancio a ventaglio, destra molto larga, centrale molto lungo e sinistra tutto a levante. Vediamo un po' di sondare le varie parti della spiaggia. Per il momento mi sto tenendo molto lungo, sono stati tanti bagnanti. Vediamo un attimino se nella fascia più distante è quella più tranquilla. Sono le 9, è ancora giorno praticamente. Aspettiamo il buio e vediamo un attimo se la situazione cambia. Al primo buio inizierò a montare il primo trancio. Eccoli qua i miei ami preferiti, Colmic Nuclear N500, in questo caso del 6, un becco d'aquila veramente cattivissimo. Sono anni e anni che lo utilizzo, mi ha sempre fatto impazzire, una forma molto particolare di becco d'aquila, bello leggero, non è un amo pesante, spesso è un amo veramente cattivissimo. Scegliete sempre gli ami a seconda della grandezza dell'esca e soprattutto quando avete sotto tanta minutaglia, aumentare la grandezza dell'amo può aiutare comunque a fare un attimo di selezione. Minuti in acqua il nostro americano parte, speriamo che la GoPro l'abbia filmato, ma non so come io abbia fatto a cannarlo, l'ho lasciato un attimo partire tranquillo, succede. Finalmente il buio, abbiamo visto una bella partenza, purtroppo niente di fatto, e col buio mi raccomando anche un po' di autunne, facciamo anche un po' di velocità alla autunne che non si sa mai. Torniamo un po' sul nostro trancio di cefaletto flotterato, cefaletto che adesso innescherò per intero girato, vi farò vedere il finale. Mi raccomando, sempre con noi in periodo estivo i cavetti d'acciaio, filo elastico e un po' di polistirolo. Facciamo sempre attenzione a non lasciare polistirolo in spiaggia, forbici. Eccoci quindi dopo alcuni minuti di preparazione, il nostro trancio cefaletto flotterato è pronto. Amo sempre ben di fuori per il semplice motivo che il serra quando passa tira dritto per dritto, non ne frega niente, non guarda neanche la nostra esca, sente solamente l'odore, la vede probabilmente e la mette in bocca. Io uso un amo non eccessivo perché spero sempre che il serra ingoi. Mi piace tantissimo la soluzione del cefaletto intero perché rimane sempre la codina, che è un dettaglio in più. Questo
il nostro trancio che faremo partire sulla terza canna matta. Ok, 10 meno un quarto, quindi predisposizione finale per questa sera. Destra trancio e al centro della spiaggia 2 americani. Adesso andiamo un po' a ricontrollarli in modo tale che sia tutto per il meglio. Attenzione, oltre che infame come ha mangiato il mio americano, pericolosissimo, la stavo per scambiare per una bughetta o qualcosa del genere. Tracina maledetta, pericolosissima, ha degli aculei sulle branchie, sulla schiena, in fondo, sul ventre, da tutte le parti è velenosa questo pesce. Facciamo prima tagliare il terminale e cercare di salvare un pezzo di americano. Un quarto, parte la canna con l'americano e finalmente viene a farci visita lei, la regina. Quasi le 11, ho ricontrollato le canne, ho spostato il trancio sulla sinistra in modo tale da averlo a metà spiaggia. Sempre 2 americani sulla lunga distanza, uno l'ho spostato leggermente più a destra e uno lo tengo, diciamo, a metà spiaggia vicino al trancio. Un po' pericolosa come mossa, perché in caso dovesse partire generalmente il serra tira su un combattimento e un casino tutto suo che non si sa mai dove va a finire, anche se di piccole dimensioni. Comunque non mi sembra che ci sia particolare attività di predatori, visto che il nostro rata è arrivata a terra, anche lei testonando, facendo quello che voleva e niente, l'ha seguita. Quindi canna matta è proprio matta, nel senso che se parte stasera starò ancora un'oretta e poi si torna a casa. C'è mezza e arriva anche la seconda, magico americano che non delude mai. Frizionatina delle 11:30, mi sa che mi sono perso la terza. Ai ai ai. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta. Abbiamo conosciuto un po' meglio un'esca micidiale per gli spari di cuore l'americano. Abbiamo visto nello specifico qualche prodottino per la pesca dalla spiaggia di Casasso. Quindi non ci resta che salutarci. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale perché le avventure, come vi dico sempre, non finiscono mai.